stata impugnata in Cassazione la sentenza di primo grado che ha condannato a 20 anni con rito abbreviato Antonio Ascione, il pizzaiolo originario di Torre del Greco, che il 23 luglio 2017 a Musile di Piave ha ucciso a coltellate l'ex moglie Maria Archetta Mennella, detta Mariarca. L'hanno reso noto i familiari della vittima assistiti da Studio 3A. Il ricorso alla Suprema Corte da parte del PM in Cardona è motivato dal fatto che la sentenza con rito abbreviato pronunciata nell'ottobre 2018 dal giudice preclude l'istanza alla Corte d'Appello in secondo grado. Berardi ha appellato la sentenza presso la Corte d'Appello, ma solo ai fini civili. In sede penale il ricorso è stato invece presentato dal difensore di Ascione. Nel ricorso il PM punta sull'aggravante dei futili motivi, non riconosciuta invece dal giudice, che ha determinato così la riduzione di pena rispetto all'ergastolo richiesto. Quella di Ascione non sarebbe gelosia cieca e ordinaria come ritenuto dal giudice, ma punitiva. In particolare viene definito un soggetto che ha considerato la vittima un oggetto di sua proprietà e che si è perciò sentito in diritto di controllarne ossessivamente la vita e di punirla uccidendola per la sua insubordinazione. Di qui la richiesta alla Cassazione di annullare la sentenza nel punto in cui nega la circostanza aggravante.